L'udinese Ugo Rossi, candidato sindaco di Trieste, è stato arrestato dai carabinieri per oltraggio, resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate dopo un blitz Novax all'ufficio postale. Colpo di scena nella corsa alle comunali di Pordenone. Anna Ciriani, estromessa dal voto in un primo momento, oggi è stata riammessa alle elezioni grazie a una sentenza a suo favore emessa dal TAR. 5.400 peluche non conformi e non sicuri per i bambini sono stati sequestrati dall'Agenzia delle Dogane e portati in discarica per la distruzione. Cresce il fenomeno del randagismo felino. L'Associazione Amici della Terra propone ai comuni di prevedere delle convenzioni così da aiutare economicamente i cittadini che provvedono alla sterilizzazione dei gatti. 10.000 euro di multa per l'Udinese dopo il 4-0 contro il Napoli. Il giudice sportivo punisce Cori contro i partenopei, inneggiati il Vesuvio e gli insulti ai napoletani. I bianconeri si preparano per la Roma. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'udinese Ugo Rossi, candidato sindaco di Trieste del Movimento 3V, nel primo pomeriggio di oggi è stato arrestato dai carabinieri del capoluogo giuliano per aver posto resistenza alle forze dell'ordine, procurando alcune lesioni a 2 militari. Il fermo è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, durante la sortita che il Novax udinese stava tentando all'ufficio postale di via Raffaele Sanzio in aiuto di 2 clienti che si erano presentate all'interno senza mascherina. Sul posto, chiamati dal direttore dello sportello, sono quindi giunti i militari dell'Arma. Richiamato lui stesso dalle forze dell'ordine a indossare la mascherina, Rossi prima si è rifiutato di consegnare i suoi documenti, poi di terminare la diretta Facebook con la quale stava documentando il controllo. Dopo alcuni minuti di contrattazione, il friulano è stato caricato a fatica su una gazzella per essere trasportato alla caserma di via Ermet, dove è stato dichiarato in arresto per oltraggio e resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate. La scena è stata filmata da un passante, Gabriele Scheriani, che ha fornito il video che vi proponiamo. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, chiamato dai sostenitori del candidato sindaco. Sia i 2 militari che lo stesso Rossi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Cattinara per accertamenti. Il candidato, al termine delle formalità di rito, è infatti accusato un malore. Successivamente è stato accompagnato nella sua abitazione, posti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste. Simpatizzanti e sostenitori di Ugo Rossi e della lista si sono poi radunati sotto la caserma dei carabinieri per protestare contro l'arresto ritenuto illegittimo. Colpo di scena nella corsa alle comunali di Pordenone. Anna Ciriani, che è estromessa in un primo momento grazie a una sentenza a suo favore da parte del TAR, è stata riammessa oggi dalla commissione elettorale alla corsa per la fascia di sindaco. Entusiasta, la candidata sfiderà il 3 e 4 ottobre l'omonimo Ciriani, Zanolin e Clout. Anna Ciriani torna in corsa. La professoressa pordenonese, che era stata esclusa dalla competizione elettorale per la carica di sindaco a Pordenone, è stata riammessa dal TAR del Friuli e Venezia Giulia. La candidata era stata esclusa dalla commissione elettorale per alcune inadempienze burocratiche sulla raccolta firme e la presentazione della documentazione, al che la candidata, sostenuta dalla lista Amiamo Pordenone, aveva subito provveduto a raccogliere altre 74 firme, vidimandole nei modi corretti e ripresentandole alla commissione, dalla quale non aveva però più avuto risposta. L'esclusione era poi stata confermata in un primo momento dal Tribunale amministrativo e quindi dal Consiglio di Stato, ma Anna Ciriani non si è arresa e attraverso il suo legale, Francesco Furlan, ha presentato un nuovo ricorso al TAR che, esaminati i documenti, ha riconosciuto come i termini per presentare l'integrazione fossero quelli statali, che Ciriani ha rispettato, e non quelli regionali più restrittivi. Il TAR ha anche scritto nella sentenza che l'impegno della Ciriani è stato lodevole e che la Commissione non ha tenuto conto del principio del favor partecipationis. Da qui la riammissione. Ora la Commissione elettorale, entro domani, dovrà prendere atto della sentenza, quasi certamente riammettendo Anna Ciriani ed effettuando una nuova estrazione per l'ordine dei candidati, che saranno 4. Oltre alla professoressa, che si è detta entusiasta per la riammissione, il sindaco uscente Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin per il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle, Vitto Clout di Coalizione Etica.
All'interno della Lega c'è una frattura importante, a dirlo è il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle. Oggi a Trieste ha parlato appunto della situazione politica italiana, tracciando anche la linea del governo sul comparto in vista del PNRR e poi ha fatto il punto anche sul prosecco. Non è il momento di mettere nuove tasse, questo è ormai l'unico punto in comune tra Movimento 5 Stelle e Lega, entrambi al governo, ma con rapporti piuttosto complessi, in particolare in questo periodo di campagna elettorale. Il ministro Stefano Patuanelli oggi a Trieste ha incontrato gli elettori, ma ha anche parlato del futuro dell'agricoltura. La sfida vera è l'innovazione, la capacità di trasmettere innovazione agli agricoltori che hanno una struttura aziendale molto spesso piccola, con entità aziendali di dimensioni ridotte che da soli non possono e non riescono ad accedere alle nuove tecnologie, ma che se unite in consorzi attraverso l'organizzazione di categoria possono invece avere accesso a quei servizi condivisi. Nessuna novità invece sul tema del prosecco croato. Ho avuto un dialogo con il commissario a Firenze al G20, il commissario Wojciechowski, che ha giustamente fatto presente che in questo momento non c'è una decisione ancora presa dalla Commissione, perché al momento la decisione è stata quella di rendere ammissibile la domanda fatta da Croazia, alla quale noi ci opporremo in tutti i modi. Il prosecco ha una storia radicata su questo territorio, ha un valore enorme per la nostra economia agroalimentare, ma è soprattutto una denominazione che nasce in Italia, nasce su queste terre storicamente molto prima del prosecco croato. Infine, un pensiero alla Lega, al cui interno sembra esserci una frattura importante. Vedo delle faglie di Sant'Andrea più che qualche schicchiolio. È evidente che c'è un grande fermento nella Lega, è evidente che ha due anime che si stanno scontrando, Salvini sta cercando con equilibrio di tenerle assieme, però io credo che poi alla fine ogni forza politica guarda al suo interno, non voglio metter becco su quello che succede in casa d'altri, anche perché anche la nostra forza politica ha avuto momenti e scossoni complicati anche in questa legislatura. Non credo che questo avrà una incidenza sull'azione di governo. Creare spazi per i giovani, questa è la ricetta del Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone oggi a Trieste per la campagna elettorale. Si è parlato anche di formazione, delle necessità delle imprese del Friuli Venezia Giulia di avere personale specializzato. Bisogna riuscire a riportare anche gli istituti tecnici, quelli che avevamo una volta come istituti all'avanguardia, riuscire a riportarli tramite una riforma che in questo momento è in discussione in Parlamento, a permettere di formare i ragazzi per riuscire poi ad inserirli nel mondo del lavoro, ove servano chiaramente delle competenze specializzate. Poi non possiamo aspettarci che tutti facciano questo tipo di percorso, c'è chi vuole fare carriera accademica, c'è chi vuole anche fare esperienze estere ed è giusto che le faccia. L'importante è che non si abbandoni questo paese per l'idea che non ci sia nulla di positivo da trovare qui. Su questo dobbiamo investire maggiormente, ma non soltanto in termini di unione tra domanda e offerta di lavoro, ma proprio nell'ottica di dargli un paese che sia un paese nel quale riuscire a vivere e a stanziarsi. Il ministro ha poi anche parlato di bullismo e dei rischi per i più giovani. Questo è un tema culturale importante, il modo per sconfiggerlo è anche parlarne. Riuscire ad affrontarlo insieme a loro. Si sono moltiplicate le esperienze in questi anni all'interno delle scuole di discussione e di presentazione, penso anche di docufilm su questo, ma addirittura la gamification aiuta tanto in questo. Io ho parlato con molti ragazzi che tramite i canali social che noi adulti tendiamo a vedere negativamente sono invece riusciti a condividere ciò che hanno provato in termini di bullismo, a capire che anche altri hanno vissuto le loro esperienze e a farsi forza a fare rete insieme. Siamo noi adulti che non dobbiamo sottovalutarlo troppo come problema. Impennata di prenotazioni negli ultimi giorni dopo l'annuncio dell'obbligo del Green Pass dal 15 ottobre. Solo all'Ente Fiera di Martignacco il 20% degli 8.963 posti disponibili da ieri all'11 ottobre è stato prenotato per la prima dose di vaccino. L'annuncio sull'obbligo del Green Pass ha avuto effetto immediato sulla campagna vaccinale. Negli ultimi 2 giorni, solo all'Ente Fiera di Martignacco, le nuove prenotazioni hanno avuto un'impennata sia per le prime che per le terze dosi. Abbiamo aperto dei posti in agenda da ieri fino all'11 di ottobre di circa 8.963 posti. Di questi già adesso, quindi già con ieri, sono state prenotati 1.480 di prime dosi e un 200 di terze dosi, quindi diciamo che
la prenotabilità insomma è molto buona, quindi diciamo che è un 20%, ecco. Diciamo che c'è stato un boom di prenotazione da quando è partita la data di obbligatorietà del Green Pass del 15 ottobre, possiamo dire? Quello sì, possiamo confermarlo e speriamo insomma che tutti riescano a essere insomma vaccinati bene. C'è chi è ancora titubante e si sente obbligato a vaccinarsi per essere libero di andare in palestra, o chi aveva paura per motivi di salute. Sono la gran parte delle persone che solo adesso hanno deciso di immunizzarsi, ma c'è anche la storia di una neomamma che con la bimba di pochi mesi ha raggiunto oggi l'ente fiera per l'inoculazione della prima dose proprio per mettere al sicuro sua figlia. L'effetto Green Pass ha coinvolto non solo i lavoratori ma anche studenti e persone che, nonostante fossero ancora titubanti sulla vaccinazione, hanno deciso di farla solo per portare avanti le proprie passioni, ma il malcontento rimane soprattutto per chi l'ha vissuta come un'imposizione. Sono sentita obbligata, perché sennò io non mi sarei vaccinata, perché io ho avuto un attacco ischemico 3 anni fa e dato che si sente tanti casi non volevo farlo. Sono stata obbligata dalla palestra. Il Green Pass? Anche, pur non facendo una vita di società. Quindi per andare in palestra la vaccinazione è fatta? Certamente, ne devo fare ancora una. La prima dose, sì. Lei l'ha voluto fare per sentirsi più sicura? Era titubante? Molto titubante, molto. Però insomma anche per la sicurezza, adesso andiamo verso l'inverno. Sei una neomamma, hai deciso di vaccinarti. Allattavi non potevi? Allattavo esclusivamente, adesso invece mangia anche, quindi diciamo che la quantità di latte che prende è inferiore e alla fine ho deciso di vaccinarmi. L'avrei fatto a prescindere da qualsiasi legge ci fosse stata, perché sono sempre stata a favore dei vaccini. Non per la mia persona, perché magari io sono anche forte e posso star bene, però è per il bene collettivo. Ho 2 bimbe piccole, quindi vorrei che se avessero un sistema immunitario magari anche più debole, qualcuno le potesse aiutare vaccinandosi. Andiamo a vedere i numeri dei contagi di oggi, sono 36 nella nostra regione su quasi 10.900 tra tamponi molecolari e test rapidi, 4 casi tra operatori delle aziende sanitarie e delle case di riposo. Non si registrano decessi, 12 pazienti ricoverati in terapia intensiva e 50 quelli curati in altri reparti. Le persone in isolamento sono 1.189. Tutti negativi, tamponi eseguiti questa mattina alla scuola primaria De Amicis di San Giorgio della Richinvel dai test effettuati su insegnanti e allievi del Dipartimento di Prevenzione di ASFO in seguito alla positività di un alunno lo scorso fine settimana hanno scongiurato ulteriori contagi. Dopo il tracciamento erano finiti in quarantena oltre 50 bambini entrati in contatto con lo studente positivo in classe o sullo scuolabus. Per tutti da domani le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza, come comunicato dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento. Cercò di far entrare la figlia non vaccinata all'asilo, condannata per offesa a pubblico ufficiale una mamma della Bassa. Cercò di portare la figlia non vaccinata all'asilo, mamma condannata a 2 mesi di reclusione, pena sospesa, per oltraggio a pubblico ufficiale. Il siero anti-Covid però non c'entra. Il reato, del quale è stata riconosciuta colpevole dal giudice del Tribunale di Udine Camilla Del Torre, risale infatti a marzo del 2019, un anno prima della pandemia. La donna, una 33enne della Bassa Friulana, all'epoca portò la figlia non vaccinata all'asilo. Lì però erano in servizio 2 carabinieri che stavano cercando di garantire l'accesso solo ai piccoli in regola con le vaccinazioni obbligatorie, che le preclusero l'entrata. Stando all'accusa, la mamma avrebbe cercato da una parte di entrare spingendo i militari e minacciando di denunciarli per abuso di potere e dall'altra ha pronunciato alcune frasi lesive del loro onore e prestigio in presenza di altre persone. Per questo era stata imputata di resistenza e offesa a pubblico ufficiale, reati per i quali il vice procuratore onorario Marzia Gaspardis aveva chiesto 5 mesi di reclusione. Il giudice ha assolto la donna con la formula "il fatto non sussiste" dall'accusa di resistenza, riconoscendola colpevole dell'altra imputazione. In realtà, spiega il difensore, l'avvocato Paolo Pacoric di Gorizia, allora i genitori della piccola avevano attivato un percorso di confronto con l'azienda sanitaria per valutare se i vaccini erano compatibili con lo stato di salute della figlia, che avrebbe avuto quindi il diritto a entrare. Siamo soddisfatti del risultato, conclude, e l'intenzione è di non ricorrere in appello, ma prima di decidere dovremo leggere le motivazioni della sentenza.
Sono 136 i nuovi mezzi messi a disposizione del trasporto pubblico locale per far fronte alle limitazioni di posti e all'emergenza pandemica, un numero che soddisfa l'assessore regionale trasporti Pizzimenti, che sottolinea come quasi la metà, 61, siano impiegati nella provincia di Udine. Assessore Pizzimenti, c'era molta preoccupazione, grande attenzione al tema dei trasporti con l'avvio dell'anno scolastico. Com'è la situazione? Beh, devo dire che sono soddisfatto di quello che sta succedendo in questi giorni per quanto riguarda i trasporti. È stato un lavoro faticoso, lungo, abbiamo trascorso tutta l'estate praticamente ad organizzarlo, però ha dato i suoi frutti. Chiaramente ci sono qualche caso, ma proprio limitato, delle criticità che stiamo risolvendo. Quindi il numero di autobus, che sono, ricordo, 136 in tutta la regione, 61 solo sulla provincia di Udine, ha dato i suoi risultati. Quindi si procede su questa strada, che cos'è che è ancora da sistemare? Ovviamente Udine è il nodo più difficile perché c'è una concentrazione di scuole e alunni, per cui bisogna ogni tanto trovare delle soluzioni. Forse Udine città, cioè nel senso che noi abbiamo messo più corriere, non autobus, perché autobus non ce ne sono, quindi magari gli autobus sembrano affollati, però ricordo che non esiste lo distanziamento di 1 metro all'interno dei mezzi pubblici, perché questo è giusto dirlo, ricordarlo ai telespettatori, perché molto spesso vengono a dire ma non stanno a 1 metro, ma in realtà la norma e le direttive ministeriali non lo prevedono. L'unica cosa che prevedono è l'80% del riempimento l'80% di che cosa? Del numero dei posti previsti nel libretto di circolazione. Questo vuol dire che non solo quelli seduti, ma anche quelli in piedi. Quindi insomma siamo ben al di sotto, perché tra l'altro abbiamo aggiunto mezzi per andare molto al di sotto dell'80%. La sua auto si scontrò con la moto di un 26enne di Muzzana, causandone la morte. Un uomo di Portogruaro patteggia 1 anno e 6 mesi davanti al GUP di Udine. Era accusato dell'omicidio stradale di Fabio Ermacora, patteggia 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa. È questo l'accordo che il PM Lucia Terzariol e il difensore del 70enne di Portogruaro Elio Zoppelletto, l'avvocato Fabio Gasparini del Foro di Pordenone, hanno raggiunto stamane davanti al GUP del Tribunale di Udine Carlotta Silva per la morte del 26enne di Muzzana del Turgnano. Il fatto risale alla sera del 12 ottobre 2019, quando la moto Kawasaki del giovane si è scontrata frontalmente con l'automobile condotta da Zoppelletto, mentre quest'ultimo stava effettuando un sorpasso senza accorgersi del sopraggiungere della motocicletta. L'impatto è avvenuto lungo la statale 14, nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Muzzana, poco distante dall'abitazione del ragazzo. Oltre alla pena, il GUP ha disposto la sospensione della patente di Zoppelletto per 4 anni. Il risarcimento dei danni alla famiglia di Ermacora, seguita dalla Target Risarcimenti, dovrà essere stabilito in sede civile. Violento schianto frontale ieri sera a Villanova di San Daniele, feriti gravemente 2 passeggeri e la conducente di uno dei 2 mezzi. 3 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale accaduto ieri sera a San Daniele del Friuli, a Villanova, nel tratto che prende il nome di via Ortigara. La strada è rimasta chiusa a lungo con disagi al traffico. Nell'impatto frontale avvenuto all'altezza di una curva si sono scontrate una Mitsubishi condotta da una donna di San Daniele di 46 anni che viaggiava con un uomo di 64 e una Fiat 500 guidata da una donna di Ragogna di 67 anni che trasportava una compaesana di 60. Nell'impatto sono rimasti feriti entrambi i passeggeri e la donna al volante della 500. Sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Udine, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Udine e della stazione di San Daniele, per la viabilità invece i militari della stazione di Fagagna. I vigili del fuoco volontari di San Daniele sono intervenuti per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Sul posto 2 ambulanze e l'equipaggio dell'elicottero sanitario. È stato ritrovato sano e salvo intorno alle 23 di ieri un uomo di 50 anni di Padova, per il quale era scattato l'allarme a Sappada alle 18:30 di ieri. Si erano attivati la stazione di Sappada del CNAS e i militari della GDF. L'uomo aveva chiesto aiuto al 112 dicendo di essersi perso nei pressi del laghetto di pesca sportiva. La sua auto è stata ritrovata nella zona della partenza per il rifugio Montesiera, così sono scattate le ricerche e poi il lieto fine.
peluche non conformi e non sicuri per i bambini. Sono stati sequestrati dall'Agenzia delle Dogane e portati in discarica per la distruzione. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Udine hanno gettato in discarica 5.400 peluche per la distruzione. La merce proveniente dalla Cina era stata trattenuta in dogana dalla sezione operativa di Punto Franco Nuovo perché non rispondeva alle caratteristiche di sicurezza e conformità. A una verifica fisica, infatti, i funzionari in servizio all'ufficio delle dogane di Trieste hanno riscontrato che i pupazzi in poliestere mancavano della prevista marcatura CE, dell'avvertenza al consumatore e dell'indicazione dell'età minima di utilizzo, che in questo caso non può essere inferiore ai 3 anni. Dal campione inviato al laboratorio per le analisi è risultata poi la non conformità agli standard di sicurezza previsti per legge, con riferimento al rischio meccanico per il possibile distacco di piccole parti che avrebbero potuto essere ingerite con conseguente rischio di soffocamento da parte dei bambini. Ladri in azione con un bottino da 26.000 euro durante la Biker Fest che ha richiamato Lignano Sabbiadoro da tutta Italia tanti appassionati della due ruote, tra loro molti espositori, uno dei quali con ristorante viaggiante è stato preso di mira dai malviventi. Gli hanno rubato denaro contante per oltre 26.000 euro. I soldi erano il ricavato del lavoro che avevano svolto durante la kermesse, le avevano riposte all'interno del mezzo di trasporto. Si tratta di un ristoratore toscano che poi ha chiamato il 112. Il consorzio di bonifica Cellina Meduna investe 7 milioni di euro per la messa in sicurezza di alcuni tratti del Cellina e del Livenza con opere di prevenzione e di ripristino lungo i 2 fiumi in un piano messo in piedi dopo la tempesta Vaia. 4 milioni di euro da investire in prevenzione lungo l'intero greto del Cellina, che da Montereale passa per Maniago e Vajont, e altri 3 milioni pronti per aumentare la sicurezza del Livenza, tra Brugnera Prata e Pasiano di Pordenone. Queste le cifre pronte a essere investite dal Consorzio di Bonifica Meduna Cellina per prevenire i danni lungo i 2 importanti corsi d'acqua del Pordenonese. A Montereale i progetti sono già stati approvati e a breve dovrebbero partire i relativi lavori, resi necessari anche nel Maniaghese e a Barcis in seguito alla tempesta Vaia del 2018. Nel Sacilese, lungo il Livenza, la nuova lista di opere giunge a pochi mesi da ulteriori interventi, costati nel complesso 11 milioni di euro. Sono stati individuati numerosi siti critici, come quelli posti nelle vicinanze delle idrovore di San Cassiano e di Ghirano e a valle del ponte di Tremeacque. L'aumento del numero di tubazioni di scarico per evitare erosioni delle sponde in caso di precipitazioni eccezionali sarà affiancato ad un sistema di videosorveglianza collegato alle paratie automatizzate di recente posa. Gli argini saranno infine rinforzati con appositi pali e materiali di riporto che non comprometteranno in alcun modo il normale deflusso delle acque nell'ambiente circostante. Regione e Agenzia regionale per la lingua friulana scendono in campo in aiuto dei comuni per i cartelli stradali in doppia lingua, pronto un bando per la sostituzione di quelli danneggiati e rovinati. In arrivo un bando da 750.000 euro per la segnaletica stradale bilingue italiano-friulano. Manderemo proprio oggi, invieremo alle amministrazioni comunali una nota informativa per appunto dare notizia di questo bando che si aprirà appunto a giorni per poter accedere a questi fondi che permettono una ristrutturazione della cartellonistica verticale, che è la cartellonistica sostanzialmente che riguarda l'entrata e uscita dai centri abitati e l'entrata e uscita ad esempio dai comuni, ma non solo, c'è anche la cartellonistica che può avere uno scopo culturale e uno scopo turistico che è molto importante, è un segnale credo incisivo per quello che riguarda la nostra identità. La domanda si può presentare direttamente tramite PEC, all'Arlef, sul foglio informativo che noi manderemo appunto ai comuni in data odierna ci sono tutte le indicazioni e poi andrà a valere quello che è l'ordine d'arrivo, per cui i fondi sono cospicui e ringraziamo la Regione per questo, per aver creduto in questa grande iniziativa, però è anche vero che le comunità e i comuni, anzi sono molti, e quindi hanno grandi necessità, per cui ci sarà un ordine d'arrivo che avrà diciamo, una priorità e che quindi potrà dire quando e quali investimenti si potranno impiegare e dove. Si
sta incrementando il fenomeno del randagismo felino. Il grido d'allarme dell'Associazione Amici della Terra, che ha inviato all'ANCI regionale una lettera dal titolo provocatorio: gatto animale libero ma occhio alle spese. L'associazione propone ai comuni delle convenzioni per sostenere le spese di sterilizzazione dei gatti di privati che causano l'aumento del numero dei felini randagi in regione. Una lettera dal titolo provocatorio "Gatto animale libero ma occhio alle spese" è stata inviata all'ANCI Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Amici della Terra con la proposta di sostenere le spese di sterilizzazione dei gatti di privati che incrementano il fenomeno del randagismo felino. I privati hanno gatte, queste vanno in giro, figliano, proprietari di sti cuccioli non riescono a sistemarli e cominciano a seminarli o nei giardini o presso colonie già esistenti. Noi proponiamo che tutti questi soldi che sono investiti ogni anno per gatti che non sono in realtà randagi ma sono seminati dai privati, queste risorse vengano investite in convenzioni con ambulatori veterinari per la sterilizzazione a basso costo, a costo contenuto, delle gatte di proprietà. Iscrizione all'anagrafe, esiste già in regione l'anagrafe canina, non dovrebbe essere difficile aggiungere l'anagrafe felina presso l'ANVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari. Esiste già a livello nazionale un'anagrafe felina alla quale le persone possono iscrivere il proprio gatto. Quindi una volta fatta l'anagrafe e fatta questa campagna di sterilizzazioni a basso costo, finalmente riusciremo a limitare, se non ad annullare, come è successo col tempo poi anche come è successo per i cani, il fenomeno del randagismo felino. La costituzionalista e direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Friuli, Elena D'Orlando, è stata nominata componente della delegazione trattante della Regione Veneto con lo Stato per definire nuovi margini di autonomia. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha infatti individuato un gruppo di esperti giuristi per dare concretezza alla volontà espressa dai cittadini della vicina regione a statuto ordinario attraverso il referendum dell'ottobre 2017. Ed ora andiamo a Pordenone. Nel primo weekend di ottobre diventerà la capitale del cibo in regione grazie alle manifestazioni Art and Food e percorsi nel gusto. L'arte della cucina, con i prodotti del territorio, è al centro della seconda edizione di Pordenone Art and Food, che dal 1 al 3 ottobre metterà in vetrina le eccellenze enogastronomiche locali, accompagnate da cultura e musica in un festival del gusto organizzato dal Comune Promoturismo in collaborazione con l'azienda speciale Concentro. Proponiamo la promozione di prodotti agroalimentari del territorio, quindi rientra anche nei compiti specifici che Camera di Commercio e Concentro si sono dati per la promozione di tutti i prodotti agroalimentari del nostro territorio. Oltre agli incontri, degustazioni e ai percorsi del gusto, anche dialoghi su libri e cibo, visite guidate ai tesori della città, il convegno sul cibo raccontato dalle donne e il laboratorio per i piccoli cioccolatieri del futuro dai 6 agli 11 anni. 34 eventi, 22 locali del gusto, accoglieranno il pubblico sia locale che i turisti. Poi avremo una grande manifestazione legata alla pasticceria, perché Pordenone può vantare 4 campioni mondiali della pasticceria che esporranno le loro produzioni al pubblico nella tensostruttura che è stata allestita in piazza 20 settembre. Tra poco le notizie sportive, dove si parlerà in primo piano dell'Udinese, dei 10.000 euro di multa dopo il 4-0 contro il Napoli. Il giudice sportivo ha punito i cori contro i partenopei inneggianti il Vesuvio e gli insulti ai napoletani, e i bianconeri naturalmente si preparano anche alla sfida contro la Roma. Tutto questo tra poco a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.